Buongiorno, stamattina ci siamo svegliati, abbiamo visto che c'era il sole, quindi proviamo a fare un giretto nuovo. Siamo arrivati sopra ad Asiago e proviamo a raggiungere il Monte Zebio. Questa è la parte iniziale del nostro percorso, fattibilissima. Qualcuno la fa anche in macchina per risparmiare un paio di chilometri, ma noi che siamo camminatori ufficiali ce la facciamo a piedi. Vediamo una volta che siamo arrivati alla croce come inizia il vero percorso di oggi. Wow, sono tutti smontati! Quando ero piccola io scavavo via la cremina, la mangiavo da sola. Abbiamo fatto circa 2,5 km dal parcheggio per arrivare alla famosa croce di Sant'Antonio. Da qui in realtà ci spostiamo di pochissimi passi e raggiungiamo la prima indicazione che ci dà Monte Zebio 1 ora e 15. E quindi proviamo a prendere questo sentiero che è l'832. È un percorsino strong che mette un po' a dura prova la gambetta. E purtroppo anche qua i danni della tempesta Vaia si vedono ancora. Partendo dalla croce abbiamo fatto circa 2,5 km e scatta la tappa Panino. Ci siamo fermati a Rifugio Stalder, dove abbiamo fatto una piccola visita all'interno. Purtroppo ovviamente è chiuso per Covid ed è permesso l'accesso solo con la prenotazione, visto che il rifugio non è aperto al pubblico e in realtà non è propriamente un rifugio, visto che nessuno vi farà da mangiare. Proseguiamo per questo ponticello e ci dirigiamo al cimitero della Brigata Sassari. Questo qua è il museo a cielo aperto di Zebio. Vi faccio vedere il percorsino che possiamo fare dentro la trincea. Come vedete i cunicoli sono rimasti tutti originali e vedete anche questa nicchia che serviva per contenere le munizioni. Mentre proseguendo di qua, da questo lato, passiamo sotto questo ponte che ovviamente è a cielo aperto e continuando il nostro percorso in questa parte di trincea arriviamo, eccoci qua, arriviamo in questo punto che è ovviamente chiuso con filo spinato. Questo è il cimitero della Brigata Sassari. Allora, qui sono sepolte in realtà centinaia di persone che hanno combattuto per noi. Un dettaglio che forse non sapete è che questa terra dove sono state installate tutte queste lapidi in memoria dei caduti in guerra fa parte della regione Sardegna. Il comune ha concesso per 99 anni praticamente la proprietà di questo terreno alla regione Sardegna. Quindi nel nostro giro di oggi, anche se per motivi sicuramente meno felici del solito, possiamo dire di aver fatto un giretto anche in Sardegna.
Sassari. Siamo ritornati al rifugio e adesso prendiamo questo sentiero immediatamente alla destra della insegna della Brigata Sassari e proseguiamo da qui, seguendo questo sentiero poco segnalato ma sicuramente molto più entusiasmante della strada molto larga che abbiamo seguito all'inizio. In meno di mezz'ora siamo arrivati al monumento che ricorda la Brigata Catania. La riproduzione di questa mina che è stata fatta in memoria di tutta la sezione 61 della Brigata Catania, che purtroppo ha perso la vita proprio su questo monte. In realtà siamo nel lontano 1917, era esattamente l'8 di giugno e i soldati avevano preparato l'esplosione della mina per il giorno 10 di giugno. In realtà, a causa di un fulmine, purtroppo la mina è esplosa in anticipo e ha praticamente sterminato tutta la Brigata Catania e anche gran parte dei nemici. Da Mina Scalambron siamo ripartiti, in circa 45 minuti dovremmo tornare alla Croce di Sant'Antonio, punto di partenza di questo trekking. Poi abbiamo altri 2,5 km per tornare alla macchina. Siamo tornati alla Croce di Sant'Antonio. La strada del ritorno in parte è la stessa che abbiamo percorso all'andata, con quei simpaticissimi sassolini di cui vi ho parlato prima. Il percorso è carino, i colori in autunno sono spettacolari e ve lo consiglio se avete qualche ora libera di tempo. Questa è la casa di Sant'Antonio, il punto da cui siamo partiti questa mattina. Quindi siamo partiti da qui, siamo arrivati con un paio di chilometri di camminata lungo un sentiero abbastanza ghiaioso, siamo arrivati alla Croce di Sant'Antonio e da lì abbiamo cominciato il nostro giro di oggi. Tutto il percorso fatto oggi è infattibile in 3 ore e mezza, poi dipende insomma dall'andatura che avete. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!